Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, del commendatore veneziano, scusate sono in condizioni abbastanza pietose, però volevo registrare un video anche perché il canale è fermo da un po' e quindi mi dispiace raga, però siamo veramente in condizioni pessime, 39 di febbre, vaneggi puri. Siamo qui a Phoenix, per la, adesso non mi ricordo neanche qua che cazzo di gara siamo, ok, ne mancano ancora tante raga, questa stagione sta andando abbastanza bene, la dobbiamo finire per poi tentare di vincere il mondiale il prossimo anno e poi cominciare la stagione con la pace figa. Non sto più sviluppando niente perché per il momento la squadra va bene, voglio tenere soldi per il prossimo anno, perché il prossimo anno voglio spaccare i culi. Buono raga, andiamo con le qualifiche, secondi e sesti come sempre, però bene, ho trovato anche un bel setup, sono contento, speriamo di fare una bella gara ragazzi, comunque l'obiettivo è sempre arrivare in zona podio, perché quest'anno comunque è impossibile vincere la Steyman Motorsport Zoe Sharp è troppo forte. Vai raga che andiamo. Mamma mia che palle. Speriamo in una bella prestazione. E si comincia ragazzi, se non sono troppo in enfasi raga perché sono preso abbastanza male. Vai, la molle già prima intanto. La molle già in fuga signori. 36 giri di passione. Con la piccola molle. Bravissima Molly, già giro record di Molly, me la godo. Ok, partiamo già così, io voglio andare tranquillo raga. Non ho nessun obiettivo, non ho nessuna voglia di rischiare. E speriamo di non sbagliare stavolta con la Pernè. Con quel puttanone della Pernè, perché è un po' zoccolona la Pernè. Che comunque è terza, brava Pernè. Dai che più in alto arriviamo nella costruttori, più soldi ci becchiamo, il prossimo anno possiamo... cazzo. Pernè quarta. Siamo partiti molto veloci, anche molto scarichi di carburante. Mamma mia fioi. Che raffreddore, che tosse. Mamma mia la Molly c'è comunque. Me la godo la Molly. Ok, 31 giri, dobbiamo stare molto attenti col carburante, Dobbiamo stare molto attenti. Vai, facciamo gli ultimi giri a bomba. Ah no, è meglio andare ai box. È meglio andare ai box. Ma a me sì, meglio andare ai box assolutamente. E ok. Vai Molly ai box. Facciamo andare anche la Pernea, ma almeno non rischiamo. Ok, è veloce. Buono. Dai Molly, dai Molly. Ok, la Molly ai box. È una delle prime a andare, Ok, vediamo se sto girando al massimo riusciamo a recuperare qualcosa. Devo fare almeno un giro così. La Pernè 11ª. La Pernè la teniamo tranquilla invece. Dai Molly, fammi un bel giro. Non i box su tutti gli altri. Vai. Siamo quarti. Siamo quarti, ma devono ancora andare i box gli altri, però. Io sono stato davanti alla Sharp che si è messa le gomme medie. Ok. Siamo secondi adesso. Very good. La Pernè 11ª. Non ha recuperato un cazzo la Pernè. Non capisco. Allora, proviamo a spingere un po' con la Pernè. Non mi sembra di aver fatto errori stavolta. Dai Molly, dai Molly. Adesso deve andare ai box Ribeiro. E torniamo primi, però la Sharp è veramente vicina.
E ha le gomme medie, 25 giri alla fine. Ok. Prevista pioggia? No. Ma che siamo primi per il momento. Mi mancano ancora tanti giri. Ha puntato le gomme medie la Sharp. Ah, vabbè. Scusate, Feva, c'è un raffreddore pauroso. 47% 6 di carburante. Dai, siamo la Pernè terza. Cioè, chiaramente abbiamo le gomme più... con la mescola più morbida, quindi anche normale. Però è chiaro che... forse faremo una sosta in più, non lo so. Vedremo. Potremo mettere le dure nella prossima e poi fare le super. Adesso vediamo, dai. Perché se riesco a fare un 13 giri con queste, potrei tirare anche due di queste. Adesso vediamo, dai. Adesso che facciamo il calcolamientus. 4 e 6, 32. Che possiamo spingere almeno con il carburante. Dai Molly, brava Molly. Pit stop. Allora, 13 giri. E dopo potremo chiudere con le super. Ok. Ok, componenti ok, è veloce, perfetto. E lo stesso anche la Pernè. Vai. 13 giri. E ok. Vai Molly. Come è un po' rincoglionito però. Dai. Ottimo. Siamo secondi, perfetto, con una sosta già fatta. E la Pernè è sesta, molto bene. Ottimo. Per adesso va bene. E mancano 18 giri. È chiaro che devo fare un'altra sosta, probabilmente loro no. Però poi gli ultimi giri posso andare forse a cannone con le super morbide, vedremo. Vediamo se la strategia è corretta. Sta gara non voglio sbagliare niente, cazzo. Oh, mamma mia. Adesso la Sharp tra poco andrà ai box. Abbiamo 12 secondi di ritardo. Adesso l'importante è cercare di tenere il più possibile queste gomme. Per poi andare con le super morbide. E tentare la remontata. Voglio provare tutte e due le strategie, vediamo. Guarda quanto sto recuperando, cazzo, 4 secondi in un giro ho recuperato. Very compliment, Kuma, very compliment. Adesso tra poco la Sharp va ai box. 9 secondi e sta un po' la Sharp adesso come è messa. 8 secondi. 9 ancora. Insomma, tiene ancora botta però, complimenti alla Sharp che è una bestia, una macchina mostruosa, ma anche lei è fortissima. Tutto 20 di parametri, impressionante, figli. È impressionante. Niente, sempre 9 secondi se addirittura perdiamo dalla Sharp, incredibile. La Pernè è sempre sesta. 12 laps. 12 giri alla fine. Dai Fox, dai Fox. Vaffanculo. Adesso forse la Fox torna a perdere. 8 secondi, dai che sta perdendo la Fox. La Pernè tenta di superare Schmidt. Sì, lo so che le stai consumando, però stai buona. Adesso posso spingere con il carburante, pit stop per la Sharp, siamo primi. Vai. Sarà dura poter mettere
poter mettere le cose, le super morbide. 17 secondi, ma sto anche perdendo, cazzo. 9 giri, forse ce la faccio, sì. 9 giri, carburante. Ok. E veloce. Perfetto. E anche lei. Vai, carburante. Per 9 giri. E vai. Dai, fioi. Vai molli, vai molli, vai molli. Cerchiamo di far veloci. Siamo secondi. Eccoci qua, siamo secondi a 11 secondi dalla Sharp. Sarà durissima, fioi, ve lo dico già. La per me sesta. 7 giri. Tra poco spingo che col carburante di più. C'ho 10 secondi, abbiamo no, come siamo secondi, benissimo, sono strafelice, sesta la per me. Va bene. Mamma mia. E stiamo anche recuperando. E saremo col carburante al massimo per un po'. E che si consuma tanto, devo stare attento. Cinque giri alla fine. La Pernè quinta, brava Pernè. La Molly sta recuperando tantissimo, a 4 secondi, brava Molly. 4 giri alla fine. Dai Molly, dai Molly. Devo stare molto attento col carburante. 3 giri alla fine. Proviamo al massimo. E al massimo. La Pernè terza intanto, meraviglioso, meraviglioso. Il Cume stavolta non sta sbagliando niente. 2 giri. Dai, provaci. Però le gomme mie sono tanto più usurate purtroppo. Infatti non ce la faccio. Ultimo giro. Final lap. E niente, secondi, primi no però. Ma va bene così. Cazzo, le gomme sono messe male. Ok. Fox seconda, molto bene. Ai 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 con la Pernè, non ci credo. Ma cosa, siamo carburanti in eccesso, in un secondo l'ho perso. Ma Dio, niente, non c'è proprio fortuna però con la Pernè all'ultimo giro, sesti. Ma vaffanculo, va. Stavolta anche l'attenuante del raffreddore, però che sfiga, oh. Cazzo, l'ultimo giro avevo ancora ancora a un giro e mezzo di vantaggio. Vai, non l'ho capito, vai. Perso punti importantissimi per la costruttori. Vabbè, però punticinino presi, va bene, dai. Contentiamoci, chi si accontenta gode. Ok, nella costruttori siamo terzi, stiamo consolidando benissimo il terzo posto. Perfetto. Arriveranno tanti bei soldoni il prossimo anno, sono contento. Raga, mi scuso per queste condizioni mie un po' così, però dai, è andata bene. Purtroppo niente con la Pernè quest'anno è così. O errori miei, o sfortuna, o raffreddore, perché questo conta anche. Vai che i soldoni ci sono. Molto bene ragazzi, un saluto dal commendatore veneziano. Ci vediamo nel prossimo video nella speranza di essere un attimino più in forma perché sono veramente fuori forma. Ciao!